prendere fuori vari spunti, molte risposte le avete già avute e ringrazio insomma Luigino e Ugo, che confermo ci siamo visti spesso in questi 5 anni, sia a livello di commissione sia a livello anche di interlocuzione diretta su alcuni temi particolari. Allora, parto da quest'ultima sollecitazione di Ugo. Il modello di specializzazione dei poli di cosiddetti ospedali a 2 gambe in realtà funziona se io ho la contiguità degli spazi, nel senso che sono vicini uno all'altro, ma quando cominciano a esserci in mezzo dei chilometri, 10, 15, 20, 30 chilometri, la cosa non tiene. Non tiene perché effettivamente io dal punto di vista teorico specializzo e quindi ottimizzo, ma in realtà siccome parliamo di ospedali di rete, quindi non di alta specialità come invece sono l'Angelo di Mestre o i poli provinciali Padova, Treviso e così via, sono servizi il cui fabbisogno è molto diffuso e quindi io faccio girare la gente e se non ho le condizioni per poter trasportare la gente è chiaro che ho un costo sociale indotto che non è da poco. Ma poi c'è un altro punto, per restare al nostro esempio Dolo Mirano. La specializzazione Dolo Medico Mirano Chirurgico, se io volessi farla da oggi, non posso farla perché devo mettere in atto tutta una serie di ristrutturazioni perché i poli, in particolare Dolo, non sono a norma e quindi alla fine se metto in conto il ragionamento di prima più questo di ulteriori costi e così via, provo a fare un bilancio a tavolino e non so se mi convenga. Aggiungo un terzo elemento che è l'integrazione che in questi anni si è costruita tra Dolo e Mirano, per cui sono complementari, cioè quello che trovo in questi 2 ospedali in sostanza non sono dei doppioni ma sono delle ottimizzazioni che hanno un costo relativamente basso, tanto è vero che siamo i meno finanziati del Veneto e per quello dicevo forse siamo stati troppo bravi a ottimizzare e a riuscire a quadrare e addirittura anche avanzare soldi con la quota pro capite più bassa del Veneto, solo che è un meccanismo di restrizione che non può durare a lungo perché le sofferenze dei servizi si vedono e qual è allora l'anomalia che va superata guardando anche alla prospettiva? Sì, parliamo di area vasta più che di uso provinciale, parliamo di area vasta, cioè vediamo nell'area provinciale veneziana come possiamo ottimizzare alcuni servizi in rete. Per esempio il modello dell'otorino-laringoiatria, per cui Spinato, primario di Milano, è andato a Mestre e lì fa l'equipe di area vasta che serve anche a Milano perché lui 1 o 2 giorni alla settimana va a Milano a seconda delle esigenze e interviene anche a Milano, però coordina un dipartimento, si chiama interaziendale, che per il momento è sperimentale per 3 anni e che sta già dando dei buoni frutti. Ma perché non facciamo la stessa cosa con il dipartimento interaziendale di cardiochirurgia? Tanto per toccare un altro esempio critico e che ha avuto parecchie sollecitazioni anche in passato. Quindi, voglio dire, i modelli ci sono, basta avere la volontà di metterli in pratica, perché poi alla fine la qualità, giustamente, non è che la fanno i muri, la fanno le professionalità. E quindi se noi riusciamo ad ottimizzare, senza creare competizioni negative sul territorio, ottimizzare queste professionalità in una logica di rete, di area vasta, alla fine riusciamo a mettere insieme la sostenibilità economica con la qualità dei servizi. Il problema è che appunto fino ad oggi si guardava di più al prestigio del primariato piuttosto che alla qualità del servizio e quindi a difendere strenuamente i posti di primariato perché c'era il politico di turno che li raccomandava o viceversa perché gli interessati
si facevano raccomandare dal politico di turno, perché la cosa è bionivoca, no? Spesso, perdendo di vista quello che è il disegno complessivo. Quindi qui non può più funzionare in questo modo. La questione del merito, cioè i concorsi per le apicalità vanno fatti, questo è scritto nel piano sociosanitario, ci siamo battuti perché fosse scritto, che deve essere una evidenza pubblica dei concorsi e ci sia una graduatoria di merito e su quella vengono stabilite appunto le scelte, e se per caso non si rispetta quella graduatoria deve essere motivata la scelta diversa, cosa che finora non succedeva perché insomma erano scelte fatte così a discrezione massima. Ecco, questo credo sia un cambio che un po' alla volta dobbiamo portare. Parlando sempre di area vasta, il rischio, diceva Ugo, anzi no, forse Luigino, che se noi facciamo l'US provinciale i debiti dell'Angelo, del Project Finance dell'Angelo, ce li caricano anche a noi milanese o Riviera del Brenta. È chiaro che se le cose funzionano come è stato fino ad oggi, dovrebbe essere così, e non è giusto che sia così. Bisogna che distinguiamo il finanziamento per le strutture rispetto al finanziamento per i servizi, cosa che purtroppo spesso non succede. Solo da qualche anno, da 2 o 3 anni a sta parte, abbiamo chiesto e ottenuto parzialmente che i soldi del project financing dell'Angelo siano separati dal finanziamento, quello della spesa corrente per i servizi, ma deve essere così dappertutto. E poi il meccanismo del project comunque non funziona, ha dimostrato che non funziona perché è stato impostato male, perché all'epoca quando è nato non è che sia stata la regione a guidare l'operazione, l'hanno guidata i proponenti, cioè quelli che hanno messo gli investimenti e hanno costruito loro il meccanismo del project, chiaramente a loro vantaggio, tanto è vero che i soldi investiti gli procurano un interesse annuo che arriva al 10%. Allora, valeva la pena pagare un interesse del 10% all'anno, e non era meglio invece che la regione facesse un mutuo a tassi sicuramente molto più bassi, con soldi tutti pubblici che poi comunque avrebbero avuto un costo inferiore per la collettività? Ecco. Queste sono le strutture che purtroppo sono state realizzate all'epoca, non migliaia di anni fa, 10-15 anni fa, all'epoca del buon, insomma, sto per dire, Giancarlo Galan. La questione dell'integrazione, c'era un aspetto che non è stato toccato molto stasera ma che vorrei riprendere. Allora, chi va in difficoltà alla fine con questi meccanismi sono i comuni, perché non riescono a garantire i servizi sociali, perché le risorse che hanno a disposizione sono sempre meno, e perché negli anni la regione si è svincolata rispetto ai servizi sociali, cioè è successo in questi anni che la struttura regionale che si occupava di sociale, di servizi sociali, aveva delle risorse a disposizione, adesso non ci sono le risorse, ma non c'è neanche più la struttura, cioè non c'è neanche più il personale che segue e che studia, elabora modelli adatti a quelle che sono le nuove esigenze rispetto ai servizi sociali del Veneto. Quindi anche su questo noi diciamo va recuperata questa competenza e questo spazio di programmazione che è stato smontato in questi ultimi anni. Ci aiuta un po' il governo che ha ripristinato il Fondo Sociale Nazionale e il Fondo Sociale Non Autosufficienza. Sono ancora poche le risorse che arrivano poi tramite le regioni a questi ambiti del sociale e della non autosufficienza, dobbiamo incrementarle, ma è chiaro che serve comunque una volontà programmatoria da parte della regione. L'aspetto della compartecipazione al costo dei servizi e dei costi standard, i fabbisogni standard, eccetera.
per un principio di equità è giusto cominciare a ragionare, ad applicare anche questi parametri, costi standard, fabbisogni standard. Però deve essere tutto chiaro e trasparente, perché sennò appunto, come è successo finora, il riparto del fondo sanitario regionale bastava aggiustare, diciamo così, i parametri per far venire fuori che comunque questa luce era sempre la meno finanziata, e questo non può più avvenire. In Commissione abbiamo iniziato un lavoro in questo senso, di studio, e i dati ci sono tutti, che purtroppo non vengono utilizzati. Basta guardare per esempio l'epidemiologia, cioè quali malattie insistono di più in un territorio rispetto a un altro e quale costo ha la gestione di queste malattie, e questo farlo diventare uno dei parametri in base ai quali ripartire le risorse, per esempio. Ecco, è giusto anche che ci sia una compartecipazione al costo parametrata realmente al reddito. Dopo qua c'è un problema di veridicità dei redditi dichiarati, quindi c'è un discorso della finanza, un discorso dei controlli, eccetera, eccetera. Mi pare che insomma qualche passo in avanti in quella direzione sia stato fatto. Dobbiamo parallelamente far sì che l'accesso ai servizi sia garantito in maniera universale, quindi a tutti, ma che il criterio di compartecipazione venga chiesto non tanto all'accesso al servizio, ma quando è il momento di pagarlo dopo, nel senso che comunque se tu hai bisogno devi ricevere una risposta. Poi però, in base alla tua situazione reddituale, tu sei tenuto, per una logica di bene comune, collettivo, a contribuire in maniera proporzionata al tuo diciamo status e capacità contributiva. Ecco, cosa che ci deve vedere tutti impegnati, proprio per una ragione di sostenibilità e di equità.